Shock del tremendo schianto nella notte a Montebelluna, dove un 19enne si è schiantato a tutta velocità contro la recinzione di un'abitazione. La ragazza in prognosi riservata. È accusata di colpi anche nella Marca la banda dedita al furto di escavatori, sgominata dalla polizia vicentina. 4 arresti, 7 misure cautelari, recuperate 14 macchine da lavoro. Abitazione devastata dai ladri a Preganziol, famiglia sotto shock, il colpo messo a segno in mattinata, via preziosi ricordi, i carabinieri indagano su una targa segnalata dai vicini. Quarta spaccata nei negozi della città dopo Casellato, l'Acqua Salsa, la Colonnetta. Ieri notte i ladri hanno tentato di rubare la pasticceria Tiffany a Canizzano. Aumenti delle tariffe a Treviso, la Giunta spiega le ragioni dei rincari che da giorni arroventano il clima in città, adeguamenti al caro vita necessari per continuare a garantire i servizi alle famiglie trevigiane. Ci sarà una delega specifica per i giovani alla Terrò-Io. A Focus TG Alberto Stefani parla della Giunta e avvisa i futuri assessori: niente beghe politiche. Il governatore stasera ospite a Rig. La classifica della qualità della vita nelle province italiane stilata dal Sole 24 Ore, 3 venete nella top 10, Esploit di Treviso che balza in avanti di 18 posizioni e sesta in Italia. La morte di Nicola Pietrangeli, il ricordo di Adriano Panatta, perde un amico, era un uomo buono, la sua verve polemica, tutta finzione. È ripartita la rubrica dedicata alle natività realizzate da voi telespettatori. Inviateci via WhatsApp il video del vostro presepe. Ogni sera manderemo in onda le vostre creazioni. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano, come ogni lunedì, il tema del nostro sondaggio. Continua il toto giunta per le regionali. Fin da subito Alberto Stefani ha posto un accento sul valore degli amministratori locali per la scelta degli assessori. Allora vi chiediamo: giunta Stefani, una squadra composta da sindaci, è giusto? Potete rispondere con le consuete modalità. L'esito del sondaggio verrà reso noto come sempre a Ring in onda a partire dalle 21. Ed ora la cronaca con il violento schianto nella notte a Montebelluna, dove un 19enne è finito a tutta velocità contro la recinzione di un'abitazione. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello. Sono le 23:39 in via Bongiovanni 1 a Montebelluna, quando la Peugeot 107, guidata da un 19enne di origine indiana della zona, si schianta contro il muretto di recinzione della casa abitata dalla famiglia Capovilla. Nessun segno di frenata sull'asfalto, una velocità certamente elevata e un impatto impressionante che avrebbe potuto essere ancora peggiore se non ci fosse stato il prato ad attutire il rimbalzo dell'auto. È stato un botto fortissimo e sembrava un tuono. Alberto stava studiando al computer nella sua stanza, la cui finestra dà proprio sull'ingresso della casa. È stato improvviso, ero preoccupato, sono sceso e ho visto la macchina nel giardino. Hai visto anche il ragazzo dentro? Sì, era cosciente, era disteso, però ovviamente non ho fatto nulla. Ho chiamato carabinieri, pompieri, tutto, e ci hanno arrangiati loro, hanno fatto tutto. È venuto l'elicottero per il ragazzo? Ha atterrato al campo sportivo qua giù e poi l'hanno portato. Immediati soccorsi con carabinieri, vigili del fuoco e SUAM 118 che sono immediatamente intervenuti. Il giovane, trasportato in elicottero al Cafoncello, resta in prognosi riservata. Il botto ha richiamato anche tutti i vicini di casa. Stavo leggendo il giornale e ho sentito un botto, ho aperto il balcone e ho visto il disastro. Sono andato di là e ho visto che era appoggiato nel fianco destro e ho chiamato così un po'. Dopo un po' si è raddrizzato e ho visto che aveva sangue che usciva dalla bocca. Basta. Dopo arrivai i soccorsi. Passavi, vedevi la macchina in 1000 pezzi e sì, e niente. Una cosa molto forte dal vivo e niente, speriamo che stia bene l'autista. Non è la prima volta che su quel tratto accadono incidenti. In passato ci sono state 3 vittime proprio sullo stesso punto. Arrivi dalla 20, che è un rettilineo in discesa, e magari sei anche un po' distratto con i cellulari e tutto, quindi è molto rischioso, sì. Qua corro forte comunque, sembra come pazzi. Meno male che aveva l'airbag, se no restava secco. Gli altri non li avevano, sono morti tutti e 3. Questo qua l'airbag è esploso, sia uno che l'altro, meno male, se no stava secco.
E alla fine l'unico pensiero resta per il ragazzo ferito, gravissimo, al Cafoncello. È ancora vivo? Com'è? È vivo. È ancora vivo, ma in prognosi molto riservata. Bene se si salva. Ed ora la questione Autovelox, il censimento del Ministero è definito ma la certezza giuridica ancora no. Tra norme incompiute e dispositivi accesi resta aperta la questione dell'effettiva validità delle sanzioni. Autovelox buoni, autovelox illegittimi. Cosa sta accadendo? Allora, il fatto nuovo è la pubblicazione nel sito del Ministero delle Infrastrutture dell'elenco degli autovelox attivi. Dal 30 di novembre questo è un requisito di legittimità, cioè se la sanzione può essere considerata legittima solo se rilevata da apparecchi che sono inseriti in questo elenco. 439 autovelox in Veneto, 55 quelli ufficialmente censiti nella Marca nell'elenco del Ministero delle Infrastrutture, tra postazioni fisse e dispositivi mobili distribuiti in 34 comuni. L'elenco chiude il censimento avviato, ma non fa ancora chiarezza dopo la lunga battaglia legale sulla distinzione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature, nodo da cui dipende la validità delle multe. La pubblicazione dell'elenco è un fatto importante perché rende trasparenti gli apparecchi dove sono installati. Non risolve ancora tutte le questioni formali, soprattutto la questione ormai che va avanti da 2 anni dell'autorizzazione e omologazione degli apparecchi, che vede ancora un conflitto di interpretazione fra il Ministero e la Cassazione. Quindi ancora ci sono possibilità di ricorso delle sanzioni, andrebbe chiarito una volta per tutte a tutela soprattutto dei cittadini ma anche dell'amministrazione. Le postazioni sono ora ufficiali ma non ancora definitivamente autorizzate a emettere sanzioni senza rischi di ricorsi. Basterebbe approvare una legge, ribadisce Rapicavoli. L'unico modo molto semplice è quello di un intervento normativo che chiarisca quale procedura è necessaria e sufficiente perché l'apparecchio sia legittimo. Il territorio più sorvegliato della Marca è il capoluogo, dove i rilevatori non sono mai stati spenti, con 4 dispositivi attivi. Quelli in tangenziale seguono Mogliano e l'Unione Marca Occidentale con 3 dispositivi ciascuno. Una cosa è certa, gli autovelox, se correttamente utilizzati, sono uno strumento fondamentale per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza sulle strade. Sicuramente, se installati nelle posizioni su strada dove c'è un maggiore tasso di incidentalità, dove l'alta velocità viene rilevata come una delle cause di incidentalità o addirittura di mortalità. No, dobbiamo chiarire una cosa, cioè, bisogna certamente evitare gli abusi se abusi ci sono stati, ma sfatare il mito che questi apparecchi servono solo a fare cassa. È accusata di aver messo a segno colpi anche nella Marca trevigiana, la banda dedita al furto di escavatori sgominata dalla polizia vicentina. Operazione Eni gratis, 12 denunciati, 4 arresti, 7 custodie cautelari. L'indagine condotta tra il Veneto e la Puglia era stata avviata nei mesi scorsi dalla Polizia Stradale di Vicenza. Recuperati 14 escavatori rubati per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro. Grazie a una vasta operazione è stata smantellata un'organizzazione composta da pregiudicati italiani, prevalentemente originari del Foggiano, specializzati nel furto e nella ricettazione di mezzi d'opera. Il sodalizio, ben radicato in Veneto, operava prevalentemente nel Vicentino e nel Trevigiano e agiva con estrema cautela e professionalità. Ogni colpo veniva studiato nei minimi particolari. I furti poi si consumavano in tempi rapidissimi. Le ruspe venivano sottratte, bonificate da eventuali sistemi di tracciamento, corredate di documentazione contraffatta, nascoste all'interno di auto articolati ed infine collocate in aree considerate protette, da dove poi venivano esportate all'estero. Ed ancora cronaca, a Treviso, quarta spaccata nei negozi del centro dopo Casellato, l'Acqua Salsa, la Colonnetta. Ieri notte i ladri hanno tentato di rubare alla pasticceria Tiffany a Canizzano. Qualcuno con il piccone ha voluto farci il regalo di Buon Natale. Erano circa le 2 di notte, i vicini si sono accorti dopo il secondo colpo, sono venuti fuori e li hanno gridando, lo ha fatto scappare perché risulta che se ne fosse soltanto uno, perciò... Potrebbe essere la stessa mano di Casellato qualche giorno fa. E chi può dirlo? Dico che ce ne sono tanti diversi, perciò può essere.
Dopo Casellato in piazza San Vito, l'Acqua Salsa in Pescheria, la Colonnetta in vicolo Palestro, anche la pasticceria Tiffany di Canezzano deve fare i conti con il rapinatore dei locali. In questo caso le urla dei vicini lo hanno fatto desistere e quindi non è nemmeno riuscito ad entrare, causando solo visibili danni alla porta d'ingresso, messa comunque in sicurezza per permettere lo svolgimento dell'attività lavorativa. Anche in questo caso non si tratta del primo tentativo di furto per la pasticceria. L'altra volta erano riusciti a entrare da una finestrella secondaria, avevano tirato giù tutto. Ma niente, avevano soltanto aperto il registratore di cassa, ovviamente vuoto, però... Un dispiacere. Soltanto danni, sì, soltanto danni. Il tentativo comunque è stato denunciato ai carabinieri, che ora indagheranno per verificare se il modus operandi è lo stesso degli altri colpi o se la mano è diversa. Saranno visionati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per vedere se si trova qualche riscontro. Alla fine il titolare la prende comunque con filosofia, dato che non resta molto altro da fare. Almeno portassero via qualche panettone, almeno si facessero... Buon Natale. Esatto, perciò solo quello. Ancora cronaca, hanno rubato 600 euro di mance da un bar a Valdobbiadene, identificati e denunciati dai carabinieri 3 giovani. Il colpo nella notte del 6 novembre scorso all'interno del bar secco di piazza Marconi a Valdobbiadene. Avevano fatto irruzione nel locale dalla porta secondaria ed avevano rubato 600 euro dal contenitore delle mance. Le indagini dei carabinieri, condotti anche mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, hanno portato all'identificazione dei responsabili. Si tratta di 3 giovani, un 20enne residente a Vidoro, un 24enne di Pederobba e un 18enne di Valdobbiadene, tutti con precedenti di polizia. Sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. Le risultanze investigative hanno consentito di ricostruire puntualmente la dinamica del fatto e di attribuire le responsabilità ai soggetti individuati. Mattinata di paura a Preganziolo in via Livenza, dove i ladri hanno devastato l'abitazione della famiglia Scomparin, portando via preziosi e ricordi di famiglia. Hanno sfondato l'ingresso. Prima questo portoncino qui. Esatto, un portoncino di protezione dal freddo e poi il portoncino in legno abbastanza spesso anche, non è un blindato però è un monoblocco, un monolite praticamente. Una volta entrati? Una volta entrati hanno girato per la casa indisturbati. Momenti di paura e impotenza per la famiglia Scomparin, residente in via Livenza a Borgo Verde, vittima di un furto avvenuto poco dopo le 8 di mattina. Alberto Scomparin, la moglie Chiara e i suoi 2 figli si sono trovati l'abitazione completamente devastata al loro rientro. I ladri hanno scassinato la porta d'ingresso e messo sottosopra ogni stanza, dal piano interrato al piano superiore, alla ricerca di oro e oggetti di valore. Uno shock che non vi aspettavate di subire, in pieno giorno poi. In pieno giorno, perché dici, cavolo, in pieno giorno, con vicinato, perché è un quartiere residenziale, entrare dalla porta principale di fronte all'abitazione a vista con altre case, con altre abitazioni, rasentiamo l'assurdo ormai. Non hanno più paura di niente. Armadi svuotati, cassetti rovesciati, quadri strappati dalle pareti per verificare la presenza di una cassaforte. I malviventi non hanno risparmiato nulla. Sono riusciti a portare via i pochi preziosi della famiglia, compresi alcuni ricordi affettivi come gioielli della comunione della figlia minore. Per entrare abbiamo dovuto con la ramazza spostare per poter riuscire ad entrare in casa, perché c'era di tutto. C'è tanta rabbia. Sì. Molta rabbia. Cosa si prova? Non so dire cosa provo, perché ancora ho l'adrenalina in corpo, perché sinceramente provare l'impotenza di fronte all'arroganza di queste persone. Secondo il racconto di una vicina, i ladri erano almeno 2. Uno è stato visto uscire dall'abitazione, mentre l'altro lo attendeva in auto, forse con un terzo complice. La donna è riuscita a fotografare la targa del veicolo, ora al vaglio dei carabinieri, che hanno ricevuto la denuncia e avviato le indagini. Professionisti. Io sinceramente non sono ricco, non ho grandi averi. Ho una casa molto vecchia che difficilmente mantengo in piedi e onestamente vivo del mio solo stipendio e spero che si mettano una mano sulla coscienza anche queste persone. Ringrazio il cielo che non c'era nessuno a casa.
Aumenti delle tariffe a Treviso, la Giunta spiega le ragioni dei rincari che da giorni arroventano il clima in città. Si tratta di adeguamenti al carovita necessari per continuare a garantire i servizi alle famiglie trevigiane, dicono sindaco e assessori. Assessore, si poteva fare diversamente? Sì, si potevano chiudere il teatro, si potevano chiudere gli asili nido, si potevano non dare contributi alla cultura, non dare contributi alle attività produttive, smettere di sostenere ampi settori della nostra città e allora non avremmo dovuto aumentare le tariffe. Così l'assessore al bilancio del comune di Treviso nel rispondere alla valanga di critiche piovute sull'amministrazione comunale in seguito alla decisione di aumentare le tariffe con rincari che toccano mense e trasporto scolastico, asili nido, parcheggi, palestre, cimiteri, teatri. A Cassugana la sala è gremita con tutta la giunta a spiegare assessorato per assessorato numeri e ragioni dei rincari. Comune denominatore: adeguamenti inevitabili per far quadrare il bilancio a fronte di rincari che hanno riguardato soprattutto il sociale, poi l'energia, il costo del personale e che comunque sono inferiori rispetto agli altri comuni capoluogo della regione. Resto persuaso del fatto che meglio di così non si poteva fare. Per quanto riguarda le famiglie, gli aumenti più consistenti riguardano gli asili nido con un aumento medio di 66 euro mensili. Mensa e trasporto per un bambino che fa tutti i rientri pomeridiani costeranno al mese 38 euro in più, garantita l'esenzione alle famiglie più fragili. L'assessore Tessarolo e Sernagiotto snocciolano i dati di sociale scuola e di servizi in più garantiti alle famiglie trevigiane rispetto agli altri comuni. Cassugana ha confermato il sostegno alle paritarie con uno stanziamento di 950.000 euro annui destinati all'infanzia e 170.000 euro ai nidi paritari. Altro fronte rovente è quello dei parcheggi con l'aumento delle tariffe e l'abolizione della gratuità in pausa pranzo. Sembrava che il male minore fosse appunto occupare quello spazio da mezzogiorno alle 3 dove anche moltissime delle nostre attività commerciali sono chiuse di fatto. Sul mancato confronto con le categorie cittadine in rivolta, da commercianti ad artigiani, da baristi a ristoratori, è lo stesso sindaco ad aprire una porta. Immagino la loro delusione, perché loro non rappresentano l'amministrazione comunale ma rappresentano i loro associati e quindi qualsiasi adeguamento viene mal digerito. È altrettanto vero che io sono assolutamente disponibile a recuperare il confronto. Infine la tempistica della manovra, definita da molti, opposizione in primis, quantomeno sospetta, visto che la decisione della Giunta è del 18 novembre ma la pubblicazione della delibera è avvenuta dopo il voto per le regionali, per le quali era candidato ed è stato eletto proprio l'assessore al bilancio Barbisan. Aspettavamo la verifica dei revisori dei conti, ribadiscono sindaco e assessori. Io non mi occupo di pubblicazione delle delibere, non me ne sono mai occupato né da consigliere comunale né da assessore, altrimenti farei il dipendente in comune. Qualità della vita, Treviso prima in Veneto e sesta in Italia secondo la tradizionale classifica del Sole 24 Ore. La marca trevigiana conquista 18 posizioni rispetto all'anno scorso. Qualità della vita, la marca guadagna 18 posizioni rispetto all'anno scorso, pubblicata l'annuale classifica del Sole 24 Ore che valuta le performance delle province italiane prendendo in considerazione 90 indicatori: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Siamo la sesta a livello assoluto, la prima per qualità della vita quando si parla di benessere su questioni di genere, sugli anziani, su primi in Veneto per raccolta dei rifiuti e quindi se la sommiamo alla classifica di Italia Oggi di qualche giorno fa dove si evidenziavano alcune positività, io credo che sia un risultato che dà molta soddisfazione. 24esima per ricchezza e consumi. La provincia di Treviso è capolista assieme a Lecco per speranza di vita alla nascita, 84 anni e 9 mesi nella Marca rispetto a 81 e 4 mesi della provincia di Napoli. Treviso è prima anche per la più bassa quota di episodi di mortalità evitabile, cioè di decessi che si presumono causati da cure insufficienti. La sanità è buona, anche se, continua Marcon, si può sempre fare meglio. I temi più sensibili sono sempre quelli ambientali, dove si sta
lavorando, e il tema della sanità, anche se gli indicatori ci dicono che siamo messi bene rispetto al resto del Paese, ma sono sempre quei dettagli sui quali bisogna lavorare, perché i cittadini hanno bisogno di risposte, c'è una qualità della vita alta e questo fa il paio con la qualità della sanità, no? Perché ci si accompagna ad una migliore qualità della vita quando c'è una sanità che funziona, e funziona qui da noi, e anche qualche margine di miglioramento. Ci sarà una delega specifica per i giovani e la terrò io, e poi un chiaro messaggio ai futuri assessori, niente beghe politiche. A Focus TG Alberto Stefani delinea i prossimi passi per l'attesa giunta regionale. Una cosa che chiederò agli assessori è quella di non occuparsi di dinamiche politiche partitiche. Chi farà l'assessore farà al 100% l'assessore e si occuperà al 100% della propria area di competenza. Non succederà che assessori si occuperanno di beghe politiche o di cose di questo tipo. Una delle poche cose certe sul fronte giunta al momento è questa. Non sarà forse il decalogo messo nero su bianco per i candidati in campagna elettorale, ma poco ci manca ed è in linea con il percorso delle settimane precedenti al voto. Vietate le beghe politiche per i futuri assessori, si lavora sul proprio ambito e stop. L'altra certezza, ci sarà una delega specifica sui giovani che Stefani ha già deciso di tenere per sé. Per il resto il Toto Giunta continua a impazzare, 5 a Fratelli d'Italia, 4 alla Lega e 1 a Forza Italia, lo schema ormai non si cambia. Per i nomi dei meloniani, da Valeria Mantovana a Dario Bond, interlocuzione a Roma nei prossimi giorni con i vertici, dalla Premier a Donzelli. Sintomo di scarsa autonomia decisionale? Non per il neogovernatore, che assicura: io mi confronterò con le segreterie di partito come ciascun presidente si è sempre confrontato con le segreterie dei vari partiti della coalizione da sempre, e quello che però abbiamo deciso nella trattativa di centrodestra è che il presidente si sarebbe tenuto la possibilità di scegliere tra una rosa di nomi. Credo che sia importante l'indipendenza del Presidente dalle segreterie quanto più possibile per quanto riguarda la scelta degli assessorati. Insomma, l'ultima parola spetterà a lui, anche se significa togliere a Fratelli d'Italia e soprattutto Forza Italia, leggi Flavio Tosi, l'ambito assessorato alla sanità. Stefani sembra quasi confermare il nome che circola da giorni, quello dell'attuale direttore generale dell'ULSS 6 e commissario dell'ULSS 1, Giuseppe Dalben. È un assessorato che si occupa di oltre l'80% del bilancio della regione del Veneto, e serve una persona che conosca l'ambiente, che conosca anche quelli che possono essere i risultati delle proprie azioni, che possa prevedere anche quelle che sono delle scelte strategiche. Intanto è arrivato anche nella sezione provinciale della sua Padova il modulo della petizione lanciata dal Carroccio di Brescia, che chiede di nominare Luca Zaia referente del partito per il Nord per supportare la creazione di una lega territoriale gemella a quella nazionale. Ipotesi che trova Stefani freddo perché, dice, il partito territoriale c'è già. Noi in Veneto abbiamo un modello statutario, quello della Liga Veneta, che ha già una sua autonomia. Credo che l'autonomia, come sempre, vada conquistata sul campo, con idee e proposte innovative, con delle soluzioni importanti per un territorio come il nostro, che ha una forte vocazione autonomista, una forte vocazione territoriale. E quindi credo che i requisiti ci siano, ovviamente, per strutturare un partito territoriale, ma che delle forme di autonomia ci siano già e quindi vanno utilizzate quelle. Ed ora una doverosa rettifica. Nel servizio andato in onda martedì 28 su NSA Motors, finita nel mirino della Guardia di Finanza, in cui si parlava dei coniugi trevigiani denunciati per bancarotta e debiti, sono state mostrate immagini dello stabile in via Mezzomonte a Sacile. Precisiamo però che dal 2023 l'azienda non si trova più in quella sede, in quanto è stata sfrattata dai proprietari dello stabile, che da 2 anni vi opera un'altra attività. Ci scusiamo con Zenz SRL per non averlo specificato nel servizio. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta, proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Era accusato di violenza sessuale nei confronti di 3 giovani. Don Federico De Bianchi è stato salvato dalla prescrizione.
Don Federico De Bianchi, ex parroco di Santa Giustina e Val Lapisina, era finito a giudizio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di alcuni ragazzi affetti da patologie psichiatriche. Era stato condannato a 3 anni di reclusione in primo grado per i fatti relativi solo ad una delle querele, assolto invece per non aver commesso il fatto verso un'altra presunta vittima e prescritto in relazione ad altre 2 denunce. Ed ora anche per l'ultimo caso è terminato definitivamente il procedimento giudiziario con una soluzione per avvenuta prescrizione del reato. A stabilirlo la Corte d'Appello di Venezia, accogliendo il ricorso degli avvocati difensori Stefano Trubiana e Massimiliano Paniz. Secondo le indagini della Procura di Treviso, tra il 2009 e il 2010 De Bianchi avrebbe molestato, palpeggiandoli, 4 ragazzi al tempo dei fatti tra i 18 e i 26 anni, ospiti di una comunità conegliano e del reparto di psichiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto, dove il sacerdote svolgeva il suo ministero. I ragazzi erano stati sentiti in procura. Uno di loro aveva raccontato in maniera dettagliata quello che era accaduto con il parroco. Diversa la versione dei suoi legali. La condanna di Don Federico, secondo loro, era avvenuta sulla base di un fraintendimento su un singolo episodio e gli avvocati erano pronti a metterlo in evidenza nel processo d'appello. Ma questo non servirà più, perché Don De Bianchi ora può tirare un respiro di sollievo. L'intera vicenda è conclusa con la prescrizione. Il sacerdote è tornato ad operare per la curia di Vittorio Veneto. Ed ora la vicenda dell'operaio morto in un cantiere edile a Caerano San Marco il 13 ottobre del 2021. Sono stati assolti per non avere commesso il fatto padre e figlio titolari della Parisotto Costruzioni. La vittima, un operaio macedone di 48 anni, perse la vita travolto da un pannello. Nell'impatto l'uomo cadde all'indietro sbattendo il capo. A provocare il decesso era stato, secondo l'autopsia, un grave trauma cranico. A finire sotto processo i 2 imputati accusati di omicidio colposo e mancato rispetto delle norme di sicurezza. Sul luogo della tragedia al tempo erano intervenuti i medici ed infermieri del SUEM 118, gli ispettori dello Spisal e di Carabinieri di Montebelluna. Questa mattina la parola fine al processo. Entrambi gli imputati sono stati assolti. Tragedia a Santa Lucia di Piave. In tribunale oggi è stato assolto il camionista accusato di avere travolto ed ucciso Graziosa Pancot di 79 anni. Stava andando in cimitero per far visita alla tomba del marito. Graziosa Pancot, 79 anni, era in sella alla sua bicicletta. In via Mareno a Santa Lucia di Piave la tragedia. La donna, secondo l'accusa, sarebbe stata travolta da un camion. Alla guida un 34enne di Capri. Oggi l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Vial, è stato assolto dal Tribunale di Treviso. Un incidente avvenuto senza nessun testimone oculare. Tutto si è basato sulla ricostruzione fatta dai periti, sia di parte che della procura. Ora si attendono le motivazioni che hanno portato a questa decisione. L'incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 agosto del 2021, non lontano dall'area della fiera. La prima ricostruzione del gravissimo sinistro era che il camion avesse travolto la donna. L'uomo disperato si era fermato per tentare di soccorrere la vittima. Nonostante l'arrivo immediato dei sanitari del SUEM 118, per Graziosa Pancot non c'era nulla da fare. Il camionista era stato accusato di omicidio stradale. La perizia e gli accertamenti eseguiti dal perito di parte hanno invece ricostruito in maniera diversa quanto accaduto. La 79enne avrebbe percorso contromano la strada e si sarebbe trovata di fronte al mezzo pesante. Lo spavento l'avrebbe fatta urtare violentemente contro un muretto. Non ci sarebbe stato l'impatto con il camion. Da qui la soluzione. Graziosa Pancot era madre di 2 figli che si sono costituiti come parte civile nel procedimento. Entrambi sono stati risarciti dall'assicurazione. Vedova da qualche anno, andava regolarmente in cimitero, una strada che conosceva bene. Ironia del destino, il marito, morto qualche anno prima, aveva lavorato come camionista. È stato eseguito oggi pomeriggio l'esame autoptico dall'anatomopatologo Furlanetto sul corpo di Gianluca Bessegato, il 58enne senza fissa dimora trovato morto in un fossato in via Cendona Silea. Non ci sarebbero segni di violenza, come era stato già accertato dall'esame esterno avvenuto dopo il ritrovamento del cadavere. Il 58enne è morto per insufficienza respiratoria causata da più fattori, fra questi anche il freddo. Bisognerà attendere gli esiti degli esami istologici e tossicologici per capire cosa sia accaduto.
Ed ora la morte a 92 anni di Nicola Pietrangeli, il primo tennista italiano a vincere uno slam e una Coppa Davis da capitano. Il ricordo di Adriano Panatta, che di quella squadra fece parte, che smonta anche la fama di brutto carattere del campione. La cosa che ci lega di più è la finale di Coppa Davis in Cina, quando abbiamo vinto, logicamente, perché insomma è stata vissuta, combattuta, soprattutto fuori del campo. Quella è stata la partita più difficile, poi in campo eravamo superiori, per cui è stato più semplice. No, quello lì è il ricordo più bello. Poi ci sono mille cose che io e Nicola abbiamo fatto le vacanze insieme, abbiamo vissuto insieme, nel senso che ci siamo sempre visti dentro e fuori del campo, per cui insomma sono mille ricordi. Io volevo molto bene Nicola. No, io l'avevo sentito anche fino a... No, quando è stato male lo sentivo periodicamente per sapere come stava. Ecco, l'unica cosa 15 giorni fa l'ho sentito un pochino che si era un po' arreso, ho detto Nicola, dai, cerca di alzarti dal letto, perché mi dicono che non ti alzi dal letto, e io dicevo, non c'ho più voglia di alzarmi. Nicola era un uomo buono, no, era un po' polemico, vabbè, non so, dai. Intanto voleva polemizzare, ma per me era un gioco, spesso lo facevo apposta per farlo arrabbiare, per cui è sempre stata una cosa molto tranquilla. È stata presentata oggi a Roma la 109esima edizione del Giro d'Italia, che transiterà ancora una volta in Veneto per 2 tappe. Appuntamento sulla salita simbolo delle colline del Prosecco. Accade il Poggio il 28 maggio con il finale della 18esima tappa, terza volta consecutiva per il Giro sulle colline UNESCO, e poi il giorno dopo 19esima tappa ancora in Veneto con la Feltre Alleghe di 151 chilometri. La Montebelluna in rosa ha consegnato alla Lilt l'assegno da 20.800 euro raccolti durante la corsa, che ha visto lo scorso 21 settembre oltre 3.500 persone partecipare alla 7ª edizione dell'evento, organizzato per sostenere le attività della Lilt nella prevenzione e lotta ai tumori. Un risultato storico che porta la cifra complessiva delle 7 edizioni a sfiorare i 100.000 euro. I fondi serviranno per realizzare 2 progetti: un nuovo ambulatorio ginecologico nella sede Lilt di Montebelluna e l'acquisto di una vettura per il trasporto dei malati oncologici. Vi ricordiamo ora che è ripartita con l'avvicinarsi delle festività natalizie la nostra rubrica dedicata ai presepi. Potete quindi cominciare ad inviare le rappresentazioni delle vostre natività. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Potete anche fare, se volete, una breve descrizione del presepe e registrare i vostri auguri. Il numero di WhatsApp lo vedete in sovraimpressione, è sempre lo stesso: 351 1755 340. Specificate vostro nome, cognome e comune di residenza. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Torniamo a parlare del report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Belluno risale di 12 posizioni, ma il bilancio è in chiaroscuro. La provincia di Belluno, secondo l'ultima classifica sulla qualità della vita, figura tra le aree italiane con il minor numero di famiglie con ISEE molto basso, un dato che suggerisce un'economia domestica relativamente stabile nonostante le tante sfide. Ma il quadro non è privo di scricchiolii. Negli ultimi anni il ricorso alla cassa integrazione nelle fabbriche del bellunese ha registrato un aumento tale da porre la provincia all'ultimo posto in classifica, e non è una novità anche alla luce delle recentissime crisi industriali che stanno colpendo duro il Feltrino e la Valbelluna. In un momento in cui l'inflazione
l'inflazione erode i prezzi e i costi di vita, anche chi non rientra tra le famiglie con ISEE e basso potrebbe sentirsi sotto pressione. Bollette, generi alimentari, beni di prima necessità. A questo si aggiunge una variabile spesso trascurata, la situazione dei pensionati. Se da un lato l'indagine sul benessere di Belluno segna per gli over 65 un piazzamento positivo per servizi sociali e assistenza, dall'altro non esiste un indicatore che misuri il potere d'acquisto reale sulla pensione, cioè quanto la pensione di vecchiaia riesca davvero a garantire condizioni dignitose in un contesto di caro vita. Fra gli altri indicatori, buoni piazzamenti per la qualità dei servizi sociali comunali e per la disponibilità di posti letto nelle RSA. Tuttavia, tra le aree critiche emerge la solitudine degli anziani e un dato sfavorevole per l'inquinamento acustico. Critica la posizione che riguarda l'intrattenimento e le attività culturali per i giovani e quella relativa al costo delle mense scolastiche, nelle quali la provincia è al 105° posto su 107 e sull'assistenza pediatrica 98° su 107. La posizione finale di Belluno è comunque di buon auspicio, 33esima, in risalita di 12 posizioni rispetto al 2024. Un giovane neofinanziere assegnato al comando provinciale delle Fiamme Gialle di Belluno ha presentato giuramento solenne davanti alla bandiera e al comandante Roberto Azzori, 27 anni, originario di Reggio Calabria. Il neofinanziere proviene dall'esercito in provincia di Belluno. Recentemente le domande di ammissione al corpo sono state più numerose rispetto al passato, contrassegnato da minori vocazioni verso una professione che comunque continua ad esercitare particolare appeal. Alla Fiera di Longarone ieri è andata in scena la prima della rinnovata edizione della mostra internazionale del gelato artigianale, oggi MIG Experience. 3, 2, 1. Via! Nuova edizione, nuovo format di transizione per la mostra internazionale del gelato, oggi MIG Experience, perché il mondo è cambiato, la struttura della filiera del gelato è cambiata ed evidentemente anche il processo fieristico deve adeguarsi ai tempi. È un orgoglio presentare questo inizio di questa nuova manifestazione che è conosciuta da tutti come la Fiera del Gelato. Non vogliamo sia solo la Fiera del Gelato, ma vogliamo che sia un momento veramente di incontro, di aggregazione. Ed è quello che con queste giornate di incontri e di convegni a Longarone si capirà attraverso il gelato, che è simbolo del Made in Italy. Sicuramente questa è un'edizione diversa rispetto agli altri anni, ma però comunque testimonia che il gelato ha in Longarone il suo punto di riferimento a livello mondiale, quindi anche quest'anno le iniziative sono tante. A quasi 2 mesi da Olimpiadi e Paralimpiadi, l'occasione giusta per valorizzare il brand Dolomiti Bellunesi e il gelato, che è uno dei simboli del territorio. Attenzione al prodotto ma anche al futuro della Fiera di Longarone, cuore pulsante dell'economia bellunese, ha detto il neoconsigliere regionale Dario Bond, ma non un poltronificio all'affondo del senatore Luca De Carlo. La strada europea del gelato passa anche per la MIG Experience in questi giorni con il museo Pop-Up, che ospita la mostra dell'archivio Luca Caviezel e Carlo Pozzi, con disponibilità online per la consultazione pubblica e gratuita del sito ufficiale del progetto europeo Gelato on the Road. In fiera numerose aree dedicate alla degustazione, dalle eccellenze venete DOP e IGP all'area vegan OK, dal gelato del benessere con il CNR alla giuria popolare che potrà votare il gelato europeo più buono e sostenibile. Ma c'è spazio anche per i convegni e la formazione con gli Sweet Talk dei cattivi maestri e l'area di Confartigianato Alimentazione Nazionale. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento come sempre dopo la sigla, il nostro meteo. Arrivederci.